Il nostro territorio circostante, l'area della Pedemontana Veneta e dell'Alta Padovana, è caratterizzato da un tessuto denso di imprese in continuo aumento che operano nel settore del benessere e dei servizi alla persona. Per questo motivo, ma soprattutto per la passione che caratterizza questo mestiere, sono molti i ragazzi che decidono di intraprendere il percorso di studi dell'operatore del benessere, indirizzo acconciatura ed estetica, la cui nuova sede di svolgimento è a Bassano del Grappa, in via Scalabrini. In questa nuova sede, dalla struttura rinnovata, molto spaziosa, luminosa ed accogliente, sono presenti dei veri e propri saloni di bellezza, dotati di qualsiasi strumento per l'acconciatura e l'estetica. Tutto questo a disposizione dei nostri ragazzi per offrire loro la strumentazione necessaria per apprendere questa affascinante professione. Sono presenti infatti laboratori di acconciatura ed estetica, laboratorio di informatica in cui le postazioni sono supportate da un sistema di condivisione telematica, software dedicati, ampio schermo digitale e connessione con fibra ottica. Aule teoriche dotate di televisori multifunzione Full HD, direttamente collegati al PC del docente. Spazi comuni ricreativi, come la palestra, la mensa e l'aula magna. Vedrete, attraverso le immagini, da dove inizia il loro percorso per sviluppare le competenze proprie della figura professionale di riferimento. L'operatore del benessere indirizzo acconciatura acquisirà infatti la giusta preparazione per inserirsi presso saloni di acconciatura, studi televisivi, set fotografici e cinematografici, sfilate, manifestazioni ed eventi, mentre l'operatore benessere indirizzo estetica presso istituti di estetica e make-up, teatro e studi televisivi, centri benessere e spa, centri termali, manifestazioni ed eventi, wellness. Ciò che caratterizza il percorso professionale di operatore del benessere è che già dal primo anno il percorso di studi è caratterizzato dall'insegnamento di discipline culturali professionalizzanti che si incontrano in attività interdisciplinari o meglio definite come unità didattiche di apprendimento. Sono molteplici quindi le occasioni per lavorare in team coinvolgendo anche altre classi. Inoltre nel primo anno i ragazzi imparano fin da subito anche le regole per una buona convivenza tra compagni, docenti e personale scolastico, ma non solo. L'obiettivo è quello di educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, di sviluppare le capacità e facilitarne la maturazione e la formazione professionale. Per raggiungere tali obiettivi è necessario che la scuola, le famiglie e gli studenti lavorino insieme con forza e chiarezza di idee e soprattutto con la convinzione che solo l'unione può aiutare i giovani a crescere nel modo migliore. Ed ora iniziamo il nostro viaggio attraverso 2 corsi che, come abbiamo visto, assolvono all'obbligo formativo e che da quest'anno scolastico presentano una grande novità: la nuova sede Irigem in via Scalabrini nel cuore di Bassano, proprio non lontano dal Ponte Vecchio. Una sede ampia e spaziosa con una vista mozzafiato che regala una Bassano storica con la torre civica e le sue tante bellezze. Partiamo subito con il primo anno del corso che prepara i giovani a diventare operatore del benessere indirizzo acconciatura. Una professione rivalutata che poco ha a che fare con la vecchia figura del barbiere o della parrucchiera di un tempo, intenta a tagliare capelli o a fare sempre la solita piega cotonata. Adesso tutto è cambiato, il mondo con le sue mode ha lanciato dei dettami che non si possono tralasciare. Ci vuole prima una buona dose di teoria. Sì, soprattutto quando devono cominciare a maneggiare colore e permanente, perché è fondamentale conoscere la chimica. Si parte dall'ABC fino ad arrivare, lo vedremo, allo studio del volto umano per dare un equilibrio estetico delle forme, nei tagli, nelle misure, nelle pieghe, nel colore. Il primo anno sviluppiamo quella che è la manualità di ogni alunno, quindi lavoriamo con delle tecniche di base, lavaggio capelli sicuramente, che è sempre importantissimo, ma lavoriamo con tecniche anche forse un po' passate rispetto a ciò che si utilizza adesso, quindi ricci piatti, ricci con i becchetti, le onde anni 20, che io trovo servono moltissimo per sviluppare la manualità e quindi lavorare in queste piccole zone creando volumi e proporzioni importanti che sono poi quello che fanno la bellezza della acconciatura. Devono avere una grande capacità nel saper maneggiare gli strumenti di lavoro, anche solo una spazzola. Anche il rapporto con la clientela è
cambiato negli anni. Un tempo i rapporti erano più spontanei e spesso andare a farsi i capelli significava andare a farsi una lunghissima chiacchierata con la parrucchiera, che diventava l'ascoltatrice per eccellenza. Adesso non è più così, i rapporti sono cambiati, come è giusto che sia. Vi è un linguaggio verbale, ma vi è anche un linguaggio non verbale, ed è importantissimo capire al volo gli umori di un cliente, soprattutto se mette piede per la prima volta nel salone di bellezza. Molto spesso sotto proprio i clienti, insomma, che si avvicinano a un salone di estetica o di acconciatura non esplicitano in maniera chiara quello che è il loro bisogno, specialmente i bisogni che sono più, diciamo, latenti, quelli nascosti. Le ragazze devono abituarsi e devono imparare a leggere il linguaggio non verbale per capire quando la cliente si sente a disagio, quando invece è contenta del trattamento che sta raccogliendo, che sta avendo dall'operatore, e anche aggiustare il tiro quando si accorgono che qualcosa non sta funzionando nel verso giusto. Una materia non facile da capire, nemmeno da insegnare, visto che si parla di materiale umano. Una materia molto vicina alla psicologia, per cui c'è tutta una serie di insegnamenti, ma anche molto esperienziali, che allenano proprio i ragazzi ad abituarsi a risolvere problemi, a lavorare in gruppo, a dire le cose, anche a dire le critiche o anche a subire le critiche in maniera assertiva. Oltre alle materie professionalizzanti e quelle dedicate allo studio delle materie classiche, vi è anche un aspetto da considerare piuttosto importante. Si tratta del progetto di accoglienza, una sorta di accompagnamento a quella che è la crescita personale, la conoscenza del sé e l'approccio al prossimo, visto anche in funzione di una professione che molto avrà a che fare con un aspetto importante della persona, ovvero il corpo fisico, che il bravo acconciatore o estetista deve saper maneggiare nel migliore dei modi e nel massimo rispetto del cliente. Quest'anno abbiamo cercato di fare una forma mista, una parte esperienziale che riguarda appunto la collaborazione, il problem solving, le attività per autoconoscenza e autoconoscenza, e poi invece una seconda parte più accentrata sul metodo di studio. I nostri ragazzi hanno già sentito parlare tante volte di metodo di studio, alle elementari, alle medie, però in effetti quando arrivano qui ci accorgiamo che conoscono i metodi ma non li applicano, non li utilizzano, e questa è un po' una discrepanza, un po' un'incoerenza, no? Io cerco anche di farli riflettere su questo. Guardate quanti strumenti vi hanno insegnato in questi anni e voi li avete lasciati un po' andare. I nostri ragazzi molto spesso arrivano qui anche con delle lacune, un po' con storie anche di vita e di esperienze scolastiche non sempre positive, e per cui noi abbiamo qui questo compito di ridargli un po' di fiducia. L'insegnamento della lingua italiana è un altro aspetto di fondamentale importanza. Importante saper comunicare nel migliore dei modi, saper infondere fiducia nel cliente, anche nel momento di un'eventuale spiegazione di come si andrà a procedere con il proprio lavoro per un risultato perfetto. Le nostre ragazze infatti lavorano a contatto con le persone, quindi per loro la comunicazione è fondamentale. Ecco che imparare bene l'italiano, imparare anche delle basi culturali solide che permettano loro di relazionarsi con clienti diverse, con ogni tipologia di persona, è davvero importante. Saper fare sì, dunque, saper operare con le mani sapienti che vanno a trasformare la persona che si rivolge al professionista, ma anche il sapere, la cultura generale che forma l'individuo a 360 gradi. Di questo ne è consapevole da sempre l'ente di formazione Irigen, che spinge in tal senso, fornendo docenti preparati, carichi di carisma e in grado di trasmettere i saperi al fine di far assaporare la cultura. Giustamente bisogna investire anche sulla loro cultura in modo da renderle anche libere nel pensiero, motivo per cui studiano anche storia, studiano l'attualità, quindi creano anche dei confronti tra passato e presente, perché in fin dei conti l'importante è che loro maturino come persone oltre che come allieve. Oltre all'italiano vi è anche la matematica e l'informatica. Presunzione che abbiamo, credo, tutti noi insegnanti di matematica è quello di cercare di far capire a questi ragazzi in generale che la matematica non è una materia così astratta, quindi non è un mero esercizio per così intellettuali, ma è un cercare degli strumenti reali e pratici che possono risolverci dei problemi. Saperi utili per il lavoro che si andrà a svolgere, saperi proprio applicati sul campo. Andiamo a vedere nella prima classe quelli che sono gli strumenti di uso comune in ufficio, come può essere la produzione di testi, quindi strumenti commerciali, strumenti open source, ma anche
strumenti di collaborazione in modo tale da insegnare a queste ragazze a costruire un progetto in comune. Utilizziamo strumenti come fogli di calcolo che per il loro lavoro sono importanti sia per la gestione del magazzino che per una piccolissima automazione, ad esempio delle ricevute che vengono messe ai clienti. E che dire se il cliente non parla la nostra lingua? Ebbene, nulla viene lasciato al caso. E può capitare ai nostri ragazzi di dover accogliere una cliente straniera in un salone o in un centro benessere, visto che insomma anche il nostro territorio ha vocazione turistica, per cui può capitare, e dunque occorre essere in grado, imparare ad accoglierla, a salutarla, a spiegare quelli che sono i servizi che vengono effettuati e portarla, insomma condurla poi fino ai saluti finali e al pagamento. Londra è il centro più importante per il settore acconciatura, per cui assolutamente indispensabile. È un inglese che vuole essere fresco, giovane anche, e dal punto di vista lessicale sicuramente specifico, che vuole appunto indirizzare i ragazzi soprattutto ad utilizzarlo dal punto di vista professionale. Poi ovviamente studiamo anche tutta quella serie di argomenti che ci servono per viaggiare, relazionarci con i nostri concittadini europei, insomma, del mondo. Ecco. Ed ora passiamo a vedere l'altro corso di cui si è parlato in apertura, quello dedicato all'operatore del benessere, indirizzo estetica. Nuova sede, nuovo slancio riconfermato per una professione sempre più sentita, ma anche in questo caso non è soltanto trucco e manicure o pedicure, ma è diventata una materia molto più ampia e assai complessa, vista la crescente necessità di prendersi cura di se stessi, affidandosi a seri professionisti. Anche qui nulla viene lasciato al caso, le materie sono molte, impegnative, in grado di fornire un'eccellente preparazione che parta dalla base. Diciamo che lo studio della chimica e della cosmetologia ci servono a formare delle figure professionali competenti a 360 gradi, quindi in grado anche di operare delle scelte nei confronti delle sostanze funzionali da utilizzare nei vari trattamenti, piuttosto che nella scelta dei prodotti cosmetici da acquistare, rivendere e impiegare. Consapevolezza, ecco, di cosa ci circonda e del fatto che siamo circondati da reazioni chimiche. Creiamo in loro un senso critico, per cui nel momento in cui gli si dovesse proporre un prodotto innovativo hanno tutti gli strumenti per ricercare in internet o con ulteriori mezzi le informazioni necessarie. Saperi di chimica, cosmetologia, ma anche di anatomia, dermatologia, tricologia. I programmi sono molto mirati. Per quanto riguarda l'estetica ci focalizziamo appunto sull'anatomia della cute, degli annessi cutanei, quindi dell'unghia, del pelo fondamentalmente, e poi degli estetismi più comuni che vengono trattati in un istituto estetico, quindi le smagliature, la cellulite, e poi ci sono, diciamo, tutta la parte di anatomia degli apparati che sono di supporto, quindi l'apparato circolatorio e il sistema linfatico. Chiediamo quali siano le caratteristiche che un aspirante professionista del settore deve possedere. Sicuramente il fatto di avere magari una manualità spiccata aiuta, però il parrucchiere non è più soltanto faccio la piega o faccio il colore. Il parrucchiere deve avere un sacco di altre caratteristiche che sono la comunicazione, il saper stare in mezzo alle persone, e quindi devono essere persone volenterose, perché il lavoro è molto, non è solo taglio i capelli e intanto chiacchiero, e quindi devono essere molto volenterosi, molto comunicativi, positivi, sempre allegri. Sì. È un lavoro che richiede delle caratteristiche importanti. Bene, quindi le conoscenze tecniche, ma vi è una caratteristica particolare che non deve mancare. Deve avere disponibilità nel rapporto con gli altri, tanta pazienza e una predisposizione anche proprio nel rapporto non solo con la cliente, ma anche con quelli che possono diventare i colleghi di lavoro e titolari, quindi una predisposizione, chiamiamolo così, proprio al rapporto con le persone. E poi le capacità pratiche si acquisiscono tanto con il tempo e con gli anni di esperienza, insomma. Come abbiamo visto, 2 corsi che assolvono all'obbligo formativo e che preparano per un lavoro adatti a quanti amano questo tipo di avventura professionalizzante, che li prepara per un futuro certo e già testato nei 3 anni di percorso, anche grazie al periodo di stage, che diventa così esperienza esaltante e di stimoli continui.